Riunione operativa ad Agrigento per coordinare le attività di prevenzione. La campagna antincendio anticipa di 2 settimane in Sicilia. Fiamme ieri a Cattolica Eraclea, Montallegro e Siculiana. A Caltanissetta 8 arresti per droga. A Caltagirone salme e feti violati per difendere il monopolio dei servizi funebri. 9 arresti. A Termini Imerese sequestrati 6 milioni di euro. Maxi raggiro all'Unione Europea. Le forze politiche di centro in Sicilia hanno stretto un patto federativo da mantenere alle prossime elezioni. Ieri la rissa, oggi la maxi fuga. Una quarantina scappano dal centro d'accoglienza di Villa Sicania a Siculiana. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo degli incendi boschivi. Riunione nella sala operativa di protezione civile nei locali del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento per coordinare le attività di prevenzione. Presente il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il nostro direttore Arturo Cantella. In vista della imminente stagione estiva, delle alte temperature in forte aumento, la Prefettura ha effettuato presso la sala operativa della Protezione Civile, sita all'interno dei locali del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, un primo incontro operativo concernente l'attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Nel corso della citata riunione, presieduta dal prefetto Maria Rita Cocciufa, è stata sottolineata l'importanza di un'azione coordinata e tempestiva da parte degli enti e delle istituzioni coinvolte nella gestione dell'attività di prevenzione e contrasto agli incendi. In questo senso è stata evidenziata la necessità di rafforzare l'attività di prevenzione incendi, oltre che mediante la realizzazione da parte degli organi preposti di barriere frangifuoco, la pulizia del sottobosco, la creazione di linee tagliafuoco attraverso la pulizia delle sterpaglie e dei terreni e delle proprietà private, nonché grazie a una forte opera di sensibilizzazione della popolazione sul tema in questione. A questo riguardo è stata diramata a tutti i sindaci della provincia una circolare riguardante la tematica in oggetto, volta a richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali sull'attività da predisporre preventivamente per una corretta opera di prevenire gli incendi, tra cui l'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, l'adozione dei provvedimenti riguardanti la citata attività di pulizia dei terreni a bordo strada o confinanti con il demanio forestale. Nel corso dell'incontro è stata avviata una seria interlocuzione tra i Vigili del Fuoco, il Dipartimento della Protezione Civile regionale, quello della Protezione Civile del Libero Consorzio ex Provincia di Agrigento, l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, per addivenire a un documento condiviso, il quale regolamentare l'attività, le giornate di allerta arancione per il rischio incendio, le diverse attività di prevenzione e contrasto da effettuare sul territorio della nostra provincia, con l'obiettivo di migliorarne il sistema di comunicazione in atto esistente e di garantire una maggiore copertura di uomini e mezzi nelle aree maggiormente critiche. Ulteriori incontri si svolgeranno a fine settimana tra gli attori istituzionali interessati per definire in maniera puntuale le linee di azione in vista dell'imminente stagione estiva al fine di prevenire gli incendi. La campagna antincendio in Sicilia inizierà il prossimo 3 giugno. Abbiamo deciso di anticipare di quasi 2 settimane, spiega il presidente della regione Nello Musumeci, per potenziare l'attività di contrasto ai roghi in un periodo in cui l'innalzamento delle temperature e la mano criminale dei piromani rischiano di mettere a rischio il patrimonio verde del nostro territorio, come accaduto in questi giorni. La regione siciliana sottolinea che si tratta di una serie di accordi con gli enti territoriali e le associazioni per fronteggiare i piromani. Tale iniziativa si aggiunge a un protocollo d'intesa siglato dall'assessore regionale all'ambiente Totò Cordaro e dal presidente dell'ANCI Sicilia Leoluca Orlando e a quello con gli imprenditori agricoli che saranno custodi del territorio. Il coordinamento sarà attuato dalla sala operativa regionale del Corpo Forestale e dalle 9 sale operative provinciali. Con il coinvolgimento dei comuni si intende potenziare l'attività
attività di vigilanza del territorio per verificare il rispetto delle ordinanze comunali e la pulizia di spazi e aree a ridosso di edifici strategici, ospedali, cliniche, scuole, vie di comunicazione. Si prevede la realizzazione di nuovi punti fissi di avvistamento incendio ad integrazione di quelli già esistenti e di competenza del Corpo Forestale della Regione Siciliana e il pattugliamento anche a cavallo e con autovetture. Percorsi e frequenze del pattugliamento saranno stabiliti nelle apposite convenzioni da stipulare tra le organizzazioni di volontariato, di protezione civile e i comuni interessati e comunicate alle sale operative provinciali dell'Ispettorato Forestale competenti per territorio. E quella di ieri è stata una vera e propria giornata di fuoco nell'Agrigentino. In breve tempo si sono registrati 3 incendi tra Cattolica Eraclea, Montallegro e Siculiana, con Corpo Forestale e Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. A Siculiana le fiamme sono addirittura arrivate a lambire alcune abitazioni, fiamme fino a zona di mare e al confine della riserva naturale di Torre Salsa, fiamme anche a Cattolica Eraclea dove il rogo si è innescato in un boschetto a Montagna Lunga, incendio anche a Montallegro. È stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica per omissione di soccorso il giovane, un ventenne di Raffadali, che era alla guida di una Mini Cooper che lungo Viale dei Pini di San Leone d'Agrigento ha investito uno scooter Honda SH 125 e ha lasciato per terra il motociclista. A dare un nome e un cognome al pirata della strada sono stati i poliziotti della sezione volanti della Questura. L'attività investigativa si è avvalsa di testimonianze ma anche di immagini recuperate da sistemi di videosorveglianza, indagini che hanno portato appunto all'identificazione di colui, il ventenne di Raffadali, che era alla guida della Mini Cooper. Il giovane è stato rintracciato e convocato alla caserma Anghelone. L'incidente si era verificato nella tarda serata di venerdì alle 22 circa. Il 35enne, che era alla guida dello scooter, dopo l'impatto è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Non è in gravi condizioni per sua fortuna. Il conducente della Mini Cooper non ha appunto arrestato la marcia dopo l'incidente stradale e lo ha lasciato sul selciato. Operazione antidroga a Notti Bianche a Caltanissetta, 8 arresti. Arturo Cantella. Sono 8 gli arresti della Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Notte Bianche che si è svolta nella nottata di oggi a Caltanissetta per spaccio di droga in pieno centro storico. I poliziotti della squadra mobile, infatti, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta a seguito della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di ben 8 persone, tutte di Caltanissetta, indagate a vario titolo per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per Daniele Samuel Ugo Buontempo, di 32 anni, che si trovava già agli arresti domiciliari, e Pietro Camilleri, 26 anni, Salvatore Luca Curatolo, di anni 30, Salvatore Polizzi, di anni 30, già detenuto, Salvatore Mario Scarandino, di anni 27. Ha invece disposto gli arresti domiciliari per Alessandro Di Dio, 28 anni, con il braccialetto elettronico, con Ileana Di Giulio, di 24 anni, Liborio Ponticello, di 34 anni, con braccialetto elettronico. Le misure cautelari sono state eseguite con l'ausilio degli equipaggi della Polizia di Stato, del reparto prevenzione crimini e delle unità cinofile della Questura di Palermo. L'attività investigativa, nata al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di cocaina nel capoluogo nisseno a seguito di informazioni raccolte sul territorio dagli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile, ha consentito pertanto di individuare più soggetti dediti allo spaccio di cocaina che, pur non associandosi tra loro, si favorivano reciprocamente per soddisfare le esigenze dei rispettivi clienti. Mentre l'attività di spaccio posta in essere dagli indagati non è stata occasionale ma protratta nel tempo, l'attività infatti rappresenta per lo più l'unica fonte di reddito di ciascuno degli indagati, capaci di poter contare su un nutrito e fidelizzato gruppo di clienti e acquirenti, le richieste dei quali non a caso venivano soddisfatte a tutte le ore, anche in pienissima notte. Nel corso delle indagini colpiva anche la spiccata attitudine di alcuni degli odierni indagati ad avvalersi delle minacce nei confronti dei loro clienti che non pagavano per le partite di droga acquistate a gancio.
Le indagini hanno fatto emergere quindi che Salvatore Luca Curatolo era dedito a un'intensa attività di traffico e spaccio di droga nel territorio di Caltanissetta e si approvvigionava di sostanze stupefacenti da tutti gli altri indagati, cioè da Salvatore Mario Scarantino, da Alessandro Di Dio, da Daniele Bontempo, Samuel Ugo e Camilleri Pietro, i quali via via sono stati approfonditamente monitorati dagli investigatori. Salvatore Mario Scarantino, mentre avvalendosi della collaborazione della sua compagna Elena Di Giulio, aveva posto in essere un'incessante attività di spaccio soprattutto presso l'abitazione situata in pieno centro storico, che ben si prestava, in ragione del dedalo di vicoli e viuzze, all'attività di spaccio e di occultamento degli stupefacenti. Scarantino inoltre si avvaleva di Salvatore Luca Curatolo per recuperare i crediti presso i clienti e effettuare i viaggi a Catania finalizzati all'approvvigionamento di droga. Il rifornimento della stessa avveniva presso Liborio Zio Ponticello, della compagna di Giulio Ileana, e per i viaggi a Catania lo Scarantino si avvaleva anche di Alessandro Di Dio. Dal canto suo lo stesso Alessandro Di Dio era solito spacciare, vista anche l'indisponibilità di qualsiasi mezzo a motore nella zona ricadente in quartiere Santa Flavia in pieno centro storico a Caltanissetta. Quando rimaneva a corto di sostanze stupefacenti, Alessandro Di Dio si rivolgeva a Scarantino Salvatore o a Pietro Camilleri. Quest'ultimo aveva messo a punto un vertiginoso giro di spaccio di sostanze stupefacenti che svolgeva nei vari punti nei pressi della propria abitazione, nelle adiacenze dell'abitazione della madre, nella vicinanza della sua attività di vendita di prodotti casalinghi. Bontempo Samuel Ugo aveva invece creato intorno a sé un'estesa platea di soggetti tossicodipendenti che riforniva sistematicamente e quotidianamente, soprattutto in orari notturni. Il Bontempo era solito approvvigionarsi di sostanze stupefacenti a Catania, Barrafranca o nella zona grigentina di Canicattì. Spesso Bontempo si avvaleva anche della collaborazione di Salvatore Polizzi, suo amico fidato, il quale si prodigava ad effettuare consegne di droga e a recuperare i crediti presso gli assuntori. A parte gli innumerevoli episodi di spaccio, praticamente giornalieri, documentati grazie all'attività di intercettazione, i riscontri effettuati dalla questura dai poliziotti nel corso dell'attività di indagine hanno cristallizzato le responsabilità degli odierni indagati, seguiti con accurati servizi di pedinamento e di appostamento. Salme e feti violati per difendere il monopolio dei servizi funebri, 9 arresti. L'organizzazione con violenza eliminava la concorrenza delle altre ditte di settore, sistematici danneggiamenti, il furto dei dati anagrafici e dei gioielli. 9 arresti a Caltagirone, vediamo. Rubavano i gioielli ai pazienti appena deceduti, anche la collana del rosario. Strappavano dalle salme, in un'occasione addirittura da un feto, i talloncini identificativi per poter rintracciare i parenti dei defunti ai quali proporre il servizio di onoranze funebri e battere sul tempo la concorrenza. Tutto questo avveniva all'ospedale Gravina e San Pietro di Caltagirone attraverso una vera e propria occupazione della struttura sanitaria, con il personale minacciato di morte e aggredito fisicamente. È così scattata l'indagine dei carabinieri di Catania, che hanno arrestato 9 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza, violazioni di sepolcro, furti aggravati, rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio, minaccia, interruzione di un ufficio o servizio pubblico, nonché di minaccia a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione. Nome in codice del Blitz Requiem. Per accaparrarsi l'esecuzione dei servizi funebri, gli arrestati presidiavano fisicamente anche di notte l'ospedale, compiendo innumerevoli ingressi abusivi all'interno delle sale mortuarie. Danneggiavano e distruggevano gli arredi funerari delle ditte concorrenti, venivano colpiti sistematicamente i biglietti pubblicitari, i necrologi e i crocifissi posti ad ornamento. A coordinare le indagini la procura di Caltagirone. Mafia, il nipote scrive al boss di cose da pagare. I giudici bloccano la lettera indirizzata al boss e killer di Porta Nuova Giovanni Di Giacomo. I dettagli nel servizio.
Cose da pagare, questo c'è scritto tra l'altro in una lettera recapitata al boss e killer ergastolano di Porta Nuova Giovanni Di Giacomo, 66 anni, recluso al 41 bis nel carcere di Viterbo, mittente un suo nipote incensurato ed estraneo a Cosa Nostra, ma per i giudici che hanno vagliato il documento il contenuto sarebbe ambiguo ed equivoco e potrebbe essere legato a debiti, crediti legati all'attività criminosa dell'organizzazione criminale di appartenenza del detenuto. La lettera era stata bloccata dal penitenziario e Di Giacomo è arrivato sino in Cassazione per contestare questa decisione. I giudici della prima sezione però gli hanno dato torto e lo hanno pure condannato a pagare le spese processuali. Il boss si è difeso sostenendo che in quella lettera si sarebbe parlato della rottamazione di una cartella esattoriale recapitata alla sorella e si sarebbe fatto riferimento a dei lavori di ristrutturazione, ad un condono e appunto a cose da pagare. Nulla di criptico e misterioso quindi, ma una questione legata al fisco, una versione che però non ha convinto nessuno dei giudici che si sono pronunciati sulla vicenda. Come si legge infatti nella sentenza della Cassazione Collegio presieduto da Angela Tardio, il Tribunale di Sorveglianza di Roma il 18 giugno dell'anno scorso aveva già rigettato il reclamo con il quale Di Giacomo contestava la precedente decisione del magistrato di sorveglianza di Viterbo che il 14 novembre del 2019 aveva ritenuto giusto bloccare quella lettera in quanto contenente il riferimento a somme di denaro da riscuotere non meglio individuate, il cui motivo potrebbe essere legato appunto a crediti legati all'attività criminosa di Cosa Nostra. Il tribunale aveva condiviso la scelta sottolineando come il contenuto della missiva si prestasse comunque ad un'equivoca interpretazione perché le argomentazioni adoperate dal mittente appaiono confuse nell'esposizione. La Suprema Corte a sua volta ha ritenuto corretta la decisione e rimarca come il controllo sulle missive deve riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della corrispondenza di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni legislative relative al 41 bis, cose su cui sia il magistrato che il tribunale di sorveglianza hanno concentrato la loro attenzione spiegando come la comunicazione veicolata fosse ambigua, facendo ragionevolmente dubitare che il reale messaggio fosse diverso da quello che appariva dalla semplice lettura, senza che tale equivocità fosse chiarita dalla difesa. La Cassazione richiama anche la nota del carcere di Viterbo che per primo aveva bloccato la lettera. Per questo il ricorso è stato rigettato e il boss dovrà anche versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Funerali vietati per l'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino. Lo ha disposto il questore di Trapani Salvatore La Rosa. Vaccarino, politico dei misteri, è stato coinvolto in affari di mafia, massoneria e spionaggio. Vediamo. Funerali vietati per l'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino, lo ha disposto il questore di Trapani Salvatore La Rosa, ma il provvedimento è stato impugnato dai legali di Vaccarino che hanno presentato un annullamento in autotutela. Antonio Vaccarino si è spento la scorsa settimana a 76 anni mentre si trovava ricoverato presso il Covid Hospital di Catanzaro. A stroncarlo un arresto cardiaco. Vaccarino aveva contratto il virus e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi tempi. A seguito della denuncia degli avvocati Baldassare Lauria e Giovanna Angelo sul corpo di Vaccarino è stata effettuata l'autopsia. In una nota diffusa dall'AGI si leggeva che il provvedimento di divieto emesso dal questore La Rosa si sarebbe basato sulla vecchia condanna per droga degli anni 90, una condanna per la quale c'è però in corso un processo di revisione, ma anche sulla più recente condanna di Vaccarino in primo grado del Tribunale di Marsala a 6 anni per favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato Cosa Nostra. E proprio a causa di quest'ultima condanna, Vaccarino era detenuto da più di un anno nel carcere di Catanzaro, dove le richieste di differimento ai domiciliari presentate dai legali erano state accolte soltanto dopo il grave peggioramento delle sue condizioni di salute. L'ex sindaco di Castelvetrano, noto per aver collaborato con i servizi segreti del SISDE nei primi anni del 2000 per la cattura del latitante Matteo Messina Denaro, recentemente si stava occupando di fornire elementi alla procura di Caltanissetta sulle responsabilità del boss per le stragi di mafia del 92. Su Facebook il figlio dell'ex sindaco Salvatore Vaccarino ha scritto: «Mio padre è morto schiacciato da coloro che mal sopportavano la sua battaglia per la verità e la giustizia, valori che ha tenuto sempre alti come vessilli a costo della vita.
non ha mai rinunciato a gridare verità scomode, la cui autenticità è depositata presso uffici giudiziari, procure e tribunali, che spero possano presto far luce su tutto. Non vi è dubbio che siamo di fronte a un omicidio di Stato. Intendiamo portare alle massime autorità giurisdizionali, anche da un punto di vista internazionale, la storia di un uomo sottoposto a custodia cautelare fortemente, gravemente ammalato, ultra settantenne, che nonostante il rischio Covid è stato trattenuto indebitamente in carcere. Circa una quarantina di migranti minorenni non accompagnati ospiti del centro di accoglienza di Villa Sicania a Siculiana sono riusciti a scappare dalla struttura utilizzata come centro di sorveglianza sanitaria anti-Covid per quanti sbarcano a Lampedusa e non solo. Dopo la rissa di ieri sera, i disordini all'interno della struttura, si è registrata una maxi fuga. Non ci sono feriti fra le forze dell'ordine che hanno provato a impedire che i migranti uscissero da cancello e recinzione. Sono immediatamente scattati gli inseguimenti e le ricerche dei gruppi di giovanissimi migranti. E stasera la trasmissione di Rete 4 Fuori dal Coro entrerà all'interno del centro d'accoglienza di Villa Sicania. Fra gli ospiti il collega Lelio Castaldo, che racconterà le difficoltà in cui operano le forze dell'ordine. Perché mi premeva parlare di mia sorella? E lei ha subito a malincuore delle violenze da parte del suo ex marito. Il progetto delle Corpi e Canzoni in Movimento è nato dal bisogno anche di tirare un sospiro di sollievo, no, di sollievo comunque, diciamo, rimettersi in gioco, anche sorridere un po' e rimettersi dentro un canale di comunicazione con altri giovani. Questo spazio è sempre stato uno spazio condiviso fra migranti e altri giovani, ragazzi Erasmus, ragazzi dell'università che fanno tirocinio. L'assenza di questo spazio si è fatta sentire in questo periodo enormemente e abbiamo pensato che questo progetto potesse essere una maniera per ricominciare a annodare questo legame fra i giovani migranti e il territorio, altri giovani soprattutto. Cioè, se noi chiediamo ai minori che stanno arrivando in questi giorni a Palermo: ma prima dove ti hanno messo, ma dove eri? Non lo sanno, non sanno neanche se erano vicino Firenze, Milano, se erano in montagna, perché conoscevano solo qualche parete. E quello che noi faremo proprio a partire dal 1° giugno è quello di soprattutto fare un progetto per i minori non accompagnati. Stanno arrivando molti in città che hanno estremo bisogno di socialità, estremo bisogno di immergersi in un territorio, perché finora sono stati veramente chiusi fra quattro mura. Un post di Alessandro Di Battista, ex 5 Stelle, pubblicato sui social, finisce in tribunale. L'ex presidente della regione siciliana, Salvatore Cuffaro, ha annunciato una querela nei confronti dell'ex grillino. Ieri, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, Dibba ha scritto che Cuffaro era stato condannato per concorso esterno alla mafia, ma l'ex governatore fu condannato per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. Oggi Di Battista ha modificato il post, ma Cuffaro insiste e annuncia: Di Battista ha ammesso e corretto l'errore sulla condanna, scrive su Facebook, eppure non corregge la verità circa la mia aggressione mai avvenuta nei confronti del giudice Falcone. Le forze politiche di centro-sinistra hanno stretto un patto federativo da mantenere sia in occasione delle prossime elezioni amministrative, soprattutto nel comune di Palermo, ma anche in prospettiva delle elezioni regionali e politiche. L'accordo è stato battezzato come patto dei paccheri perché la riunione tra gli esponenti politici di riferimento si è svolta in un ristorante a Mondello davanti appunto a un piatto di paccheri al pesce. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via in Sicilia, in vista delle prossime elezioni amministrative, verso la costituzione di un grande centro, di un patto federativo tra Italia Viva, UDC, Cantiere Popolare e Idea Sicilia. Un nuovo confronto infatti tra le varie componenti partitiche e movimenti che hanno presentato pochi mesi addietro una carta dei valori che si richiama ai principi del popolarismo europeo.
Presto sarà fissata la data per la sottoscrizione del patto federativo, cui parteciperanno gli organi e i dirigenti dei partiti e dei movimenti aderenti. Ad affermarlo in una nota Nicola D'Agostino per Italia Viva, Decio Terrana per l'UDC, Massimo Delluti di Noi per l'Italia Cantiere Popolare e Angelo Bellina di Idea Sicilia. Dall'incontro è emerso anche la necessità di una proposta politica che per essere credibile e contemporanea deve rispondere ai nuovi bisogni delle regioni meridionali e prospettare quindi soluzioni e modelli sociali dove i diritti delle famiglie, le garanzie dei cittadini, l'attenuazione delle disuguaglianze stiano a fondamento del contratto con gli elettori. Una classe dirigente di donne, uomini e giovani di qualità saranno la garanzia di un'iniziativa politica attrattiva all'insegno della moderazione ambiziosa, orgogliosa, che mette al centro del proprio impegno il dialogo con i cittadini e gli amministratori locali. Questo è il primo passo verso una proposta inclusiva, aperta ai movimenti e ai soggetti politici animati dall'ispirazione popolare europea che ne condividono scelte ideali programmatiche, pronte alle prossime sfide elettorali per le amministrative, non solo, ma anche per le prossime regionali che si svolgeranno in Sicilia. Si realizza quindi una federazione tra le forze che hanno aderito alla Carta e che dia voce unica a partiti, movimenti politici e lanci un nuovo progetto in grado di affrontare le emergenze attuali e di scommettere su un futuro sostenibile dove venga premiata la competenza e si ritorni ad essere un valore di solidarietà. A Termini Imerese, false fatturazioni ed evasione fiscale, sequestrati beni per 6 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta i fratelli Giovanni, Salvatore e Francesco Di Liberto di Belmonte Mezzagno. Maxi raggiro per incassare i finanziamenti dell'Unione Europea. I dettagli nel servizio. Scatta un sequestro da 6,4 milioni di euro per gli imprenditori accusati di un maxi giro di false fatture. Attraverso questo sistema attestavano costi mai sostenuti per la realizzazione di programmi di investimento. L'obiettivo era razziare quanti più contributi europei. Le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, coordinate dalla Procura di Termini Imerese, hanno portato al provvedimento di sequestro emesso dalla GIP Claudio Bencivigni. Riguarda disponibilità beni mobili e immobili fino alla concorrenza della cifra di 6,4 milioni pari all'IVA e alle imposte sui redditi e base. Già nel marzo del 2020 erano scattate 24 misure cautelari per le ipotesi di reato di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Erano stati sottratti illecitamente fondi per oltre 15 milioni di euro. La Procura di Termini ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini per 36 indagati. Al centro dell'inchiesta fratelli Giovanni, Salvatore e Francesco Di Liberto di Belmonte Mezzagno. Dice così il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. L'accurata ricostruzione dei flussi finanziari alla base delle azioni fraudolente rappresenta la modalità operativa più efficace per garantire l'effettivo ristoro delle casse dello Stato di quanto indebitamente sottratto alla collettività degli evasori fiscali. Litiga con il fratello per una lite ereditaria, invia un messaggio in cui manifesta intenti suicida e sparisce nel nulla. Ore ed ore, praticamente un'intera notte di ricerche per i poliziotti della sezione volanti che sono stati allertati proprio dal congiunto della 35enne. Agenti che hanno temuto il peggio sia per l'agrigentina che per il piccino, il figlio di 5 anni della donna che era con lei. La donna è stata però rintracciata, era a casa in un nuovo indirizzo non fornito ai poliziotti e non aveva messo in atto alcun tentativo di suicidio. È stata comunque denunciata in stato di libertà alla procura per l'ipotesi di reato di procurato allarme. La stessa 35enne, sentita dai poliziotti dopo che è stata rintracciata, avrebbe ammesso infatti di aver visto ma di non aver risposto alle chiamate ricevute dalla polizia. Agenti che avevano e hanno diramato l'SOS sia a livello provinciale prima e Solano dopo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. TUSA riprendono gli scavi ad Alaesa, c'è il servizio. Giovedì 27 maggio alle ore 10, presso il sito dell'area archeologica di Alesa Arconidea, in contrada Santa Maria della Palate,
alla presenza dell'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, verrà sottoscritta la convenzione tra il Parco Archeologico di Tindari, l'Università di Amiens e il Comune di Tusa, con la prosecuzione della campagna di scavi già avviata nella zona del teatro. L'occasione sarà preziosa anche per siglare l'accordo di gestione integrata tra il Parco Archeologico di Tindari e il Comune di Tusa, per una maggiore condivisione nelle azioni di valorizzazione dell'area archeologica di Alesa Arconidea. Continua quella che ho definito come la primavera dell'archeologia, sottolinea l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà. Una ripresa, una rinascita di scavi in tantissimi siti della nostra isola, un processo virtuoso che passa anche per la collaborazione tra istituzioni e dal coinvolgimento delle università e dei territori. Avere attenzione per l'archeologia vuole dire recuperare la memoria per la nostra storia ed essere consapevoli della nostra identità. Principi, questi, che già dal mio insediamento, evidenzia Samonà, ho cercato di trasmettere ai responsabili dei beni culturali siciliani nella loro azione di gestione. Ci incontreremo con il sindaco di Tusa Luigi Miceli, dice Mimmo Targia, direttore del Parco Archeologico di Tindari, per sottoscrivere il secondo accordo integrato di gestione. Si tratta di proseguire in una buona prassi che restituisce il bene culturale al territorio per ampliarne quella centralità rispetto alla progettazione dell'offerta turistico-culturale, che fino ad oggi è mancata. Un accordo che verrà allargato anche agli altri comuni del parco e che diventa essenziale per costruire momenti di pianificazione strategica condivisi. L'accordo di collaborazione partecipata nella gestione del territorio ha lo scopo di sensibilizzare operatori e cittadini nella valorizzazione e nella migliore utilizzazione del patrimonio regionale. La collaborazione si muove nell'ambito delle opportunità previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, che prevede la possibilità di attivare il massimo coinvolgimento delle realtà locali anche al fine di trovare soluzioni che consentano la massima fruizione del potenziale offerto dal territorio. L'accordo, che si andrà a sottoscrivere il 27 maggio, pone le condizioni concrete affinché ciascuno possa sentirsi parte responsabile e integrante nel processo di crescita del territorio, a partire dal coinvolgimento delle scuole e degli studenti. La Sicilia e le opere della Fiumara d'Arte, uno dei più grandi parchi monumentali di arte contemporanea in Europa, sono al centro del videoclip dell'ultimo singolo di Mahmood. Vediamo. È stato girato tra le opere monumentali di Fiumara d'Arte e l'Atelier sul Mare il videoclip dell'ultimo singolo di Mahmood. Il brano, dal titolo Clan, è stato scritto dall'autore e cantante noto nel panorama italiano e internazionale e svela un nuovo tassello che compone l'universo raccontato in Ghetto Limpo. Il videoclip, diretto da Attilio Cusani, è stato girato a Fiumara d'Arte, museo a cielo aperto, uno tra i più grandi parchi monumentali di arte contemporanea in Europa, voluto e ideato dal mecenate Antonio Presti, da sempre impegnato in progetti legati alla tutela del patrimonio collettivo, alla promozione della cultura, all'educazione e alla bellezza, diffondendo valori come l'impegno etico e la legalità, tutte tematiche in linea con ciò che Mahmood vuole comunicare con la sua musica. Abbiamo restituito una nuova visione del nostro territorio in nome di un futuro da consegnare ai giovani, continua Presti. Ringrazio sempre la bellezza che nella sua innocenza e nel suo valore di differenza restituisce il suo respiro a un'umanità che mai come in questo momento di pandemia ha bisogno di parlare col cuore al cuore della gente. Le riprese sono state effettuate nelle stanze dell'albergo museo Atelier sul Mare e presso le sculture monumentali del parco Piramide 38° parallelo di Mauro Staccioli, Energia Mediterranea, l'onda blu di cemento di Antonio Di Palma, collocate nei pressi di Motta da Fermo, monumento ad un poeta morto, la finestra blu sul mare, firmata da Tano Festa nel territorio Villamargi. Questo patrimonio, dopo anni di lotte, continua a donare gioia e bellezza, raccontando la Sicilia più autentica in tutto il mondo, conclude Presti. Dobbiamo e vogliamo parlare alle nuove generazioni, raccontare l'impegno etico, consentirà loro di riflettere sul grande valore della conoscenza per sfuggire alla schiavitù dell'ignoranza.
Per questo ringrazio Mahmood e tutto il team che ha lavorato al progetto. La sinergia si è trasformata in energia, svelando l'anima di questi luoghi attraverso la potenza delle immagini. Con questo ulteriore dono voglio restituire a tutta la comunità della Valle della Lesa una grande promozione internazionale e una politica della bellezza che più che mai in questo momento di emergenza culturale, turistica e spirituale, grazie al video di Mahmood, ripartirà alla grande. Sempre con quella visione di speranza e di futuro, la bellezza batte la pandemia. Per questa ripartenza, auguri a tutta la Sicilia e a tutte le comunità di Mottadafermo, Castel di Lucio, Pettineo, Tusa, Villa Margi, Reitano e Mistretta. A Geracisicolo, sulle Madonie, torna l'antico rito della transumanza. C'è il servizio. Anche quest'anno si è ripetuto nelle Madonie il rito della transumanza. Decine di pastori, centinaia e centinaia di capi di bestiame, al suono della campana, hanno lasciato le loro contrade per arrivare a Geracisicolo. Poi ancora più su, dove ad attenderli ci sono i pascoli più alti della Sicilia. Ogni mucca ha il suo nome, Firenze, Germania, Rosa Marina, Genova, tutti questi nomi. Quando sono grandi, dopo un anno e mezzo, uno le chiama e capiscono qualcosa, la capiscono. L'evento segna per gli allevatori geracesi l'inizio dell'estate. Nello statuto istitutivo del comune di Geraci viene stabilita la data del 24 maggio come giorno dedicato alla transumanza verso terreni di proprietà pubblica, che il comune assegna ai pastori per garantire pascoli ricchi e freschi anche nei mesi estivi. Quest'anno l'evento si è tenuto domenica 23 maggio e a causa della pandemia ancora in corso non è stato accompagnato dagli ormai consueti eventi collaterali, quali mostre e degustazioni di prodotti tipici. Cioè la giornata in cui le mandrie e le greggi passano dalle zone dei pascoli di marina alle zone dei pascoli di montagna. E quindi vogliamo celebrare questo passaggio che quest'anno fa riferimento soltanto agli aspetti silvopastorali delle nostre aziende zootecniche. Negli altri anni abbiamo affiancato diversi interventi di promozione turistica e culturale. Quest'anno la tradizione mantiene soltanto l'aspetto aziendale. Ma ci auguriamo che dall'anno prossimo, c'è stata un po' la pandemia, possiamo fare esperienza di transumanza a quanti vorranno farla, ai visitatori che ci onoreranno di venire a Geraci, così come anche esperienza all'interno dei marketi con la caseificazione. Geraci ha tantissime aziende zootecniche, ci sono aziende di rilievo di grandi dimensioni, ma ci sono tante aziende familiari, tante aziende in cui in questi anni si è realizzato un ricambio generazionale con giovani che subentrano ai genitori, ai nonni, tanti ragazzi che hanno studiato l'agrario e che quindi si sono professionalizzate e quindi possono legare negli anni a venire un aspetto delle produzioni, un aspetto delle produzioni sane legate al territorio con un aspetto di promozione e di marketing. Questa è una carta vincente, sarà una carta vincente per i piccoli borghi, per i borghi come Geraci inseriti in un contesto di parco regionale delle Madonie. Questo evento che come sappiamo tutti si ripete ogni anno da secoli, perché i pascoli a Geraci sono suddivisi tra pascoli di marina e pascoli di montagna, per cui ogni anno il 24 maggio tutte le mandrie salgono dai pascoli di marina ai pascoli di montagna. L'idea nasce così dall'edizione ariana e anche col contributo dell'Associazione dei Pastori, di tutta la comunità pastorale e del Consorzio Fracal, che ha poi dato un taglio organizzativo e economico a tutta l'iniziativa. Gli esponenti della FIGC fanno visita alla delegazione di Agrigento per parlare di ripartenza. Tonino Butera. La delegazione di Agrigento oggi in un'importante riunione ha voluto essere presente il vicepresidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti Area Sud, Santino Lopresti. Presidente, che impressione ha avuto e che riunione è stata? La riunione non poteva che essere positiva, così come è sempre stato. Questa è una delle delegazioni su cui il Comitato regionale ha puntato sempre e quindi ancora una volta abbiamo visto il lavoro già preparatorio che c'è, le società che sono state contattate, sia quelle che riguardano la delegazione provinciale ma anche quelle che riguarderebbero il Comitato regionale e quindi si è pronti a ripartire. Noi da lunedì saremo aperti e faremo un lavoro di avvicinamento con le società in modo che bisogna spiegare
e come si può ripartire, come si deve ripartire, quali sono le risorse a disposizione, perché le società chiaramente vengono da 1 anno e mezzo di fermo, ma non solo di fermo come dire, sotto l'aspetto sportivo, quindi calcistico, di non aver aperto il campo, ma vengono anche da 1 anno e mezzo di fermo anche sotto l'aspetto economico. Tante attività, iniziative che prima piccoli sponsor che finanziavano il mondo del calcio dilettantistico probabilmente ancora non sono ripartite e hanno altri problemi da risolvere. Noi siamo qui pronti perché vogliamo aiutare il mondo dilettantistico, le nostre società, perché attorno poi alle società vi è anche un problema sociale, quindi io credo molto in questo ruolo che noi svolgiamo e quindi saremo qui proprio per essere vicini alle società. Il presidente del Comitato regionale Sicilia, Sandro Morgana, in visita presso la delegazione di Agrigento. Presidente, per esporre un programma e parlare di cosa? Per esporre il programma, per stare vicino alle delegazioni, sto girando tutte le delegazioni della Sicilia, quindi in questo momento per stare vicino alla delegazione di Agrigento e ai suoi dirigenti, per esplicitare i punti salienti del programma che ho portato l'8 gennaio all'approvazione di tutte le società e poi per dare una spinta a questa ripartenza che per noi è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Io ritengo che ci sia tanta voglia di ritornare a giocare, ci sia tanta voglia di ritornare ad una vita normale, ci sia tanta voglia da parte delle persone, al di là degli aspetti puramente sportivi, di ritornare a vivere. Quindi sono convinto che questa spinta che daranno le delegazioni provinciali proprio sul territorio, il territorio che deve ritornare ad essere luogo di ascolto, sarà fondamentale per la ripresa di tutte le nostre attività. Ecco perché questo tour de force, ecco perché il mese di maggio, ricordo che la Sicilia è stata la prima regione che ha riaperto le delegazioni dopo il lungo periodo di chiusura. Questo noi siamo partiti dal 1° maggio, questo mese di maggio è stato fondamentale, girerò tutte le delegazioni, parlerò con tutti e spero che la risposta sia adeguata. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.